Lunedì 29 aprile, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi ospiteremo un ex garante dei detenuti dopo lo scandalo delle torture al carcere Beccaria minorile di Milano. Poi avremo in studio Edoardo Saita e in collegamento Fiorello. Ma prima di tutto le notizie del momento. A Catania l'arcivescovo Renna dice di no alla messa per Benito Mussolini in occasione del 79esimo anniversario della morte del Duce. Chiusa anche la chiesa di Santa Caterina di Catania, dove si sarebbe dovuta celebrare la funzione che era stata annunciata con un necrologio. Vediamo. L'annuncio nei necrologi del quotidiano La Sicilia, una messa in suffragio per la morte di Benito Mussolini, come avviene il 28 aprile di ogni anno. La chiesa è quella di Santa Caterina a Catania, ad organizzarla Fiamma Tricolore. Un anniversario che però non è passato inosservato alla curia, tanto che a poche ore dalla celebrazione arriva il secco no dell'arcivescovo Renna. Una posizione forte e netta, il diniego a quella messa, che probabilmente sarà apparsa più politica che santa, tanto che l'arcivescovo non solo l'ha annullata, ma ha anche disposto la chiusura della chiesa per un giorno intero. La decisione è motivata sul lapidario comunicato dell'arcidiocesi per evitare che a margine di una messa in suffragio ci possano essere non opportune esternazioni ideologiche che nel recente passato hanno avuto spiacevoli precedenti, si legge. E probabilmente il riferimento è a quel 28 aprile 2016, quando uno dei due ministranti ha risposto al saluto romano dei presenti al rito religioso. L'immagine shock scattata davanti all'altare, la vedete. L'uomo allora si difese, ma che apologia del fascismo, solo folklore. Meglio evitare altri spiacevoli episodi, si sarà detto Monsignor Renna in viaggio verso Roma per un incontro alla conferenza episcopale. Sui social è un gran parlare con posizioni squisitamente politiche, altro che di commiato a chi non c'è più. Intanto sul posto davanti alla chiesa di Santa Caterina un solitario Condorelli Caff, organizzatore dell'evento. Io sono un cattolico e rispetto tutti quanti, anche l'arcivescovo, non so, mi state dicendo questo. Io pensavo che ci fosse stato qualche problema, qualche provvedimento, prendo atto. Non è che l'organizzazione Fiamma Tricolore ha messo un campanellino d'allarme alla curia che ha pensato ma qua c'è un fatto politico alle spalle e da lì è nato tutto? Ma guardi, non entro nel merito di quello che è successo. Per ogni anno c'è stato il necrologio, ogni anno siamo stati in chiese che ce l'hanno consentito, in passato anche questa chiesa ci consentiva e poi negli ultimi 2 anni, 3 anni, non so, c'è stata una levata di scudi. Catania oltraggiata, una vasca da bagno, sacchetti di spazzatura ai piedi della Torre del Vescovo, fortificazione del 1300, scene di ordinario degrado che mortificano la città all'occhio dei turisti e dei cittadini. Nel 1302 era stata costruita per proteggersi dagli attacchi del nemico. A distanza di oltre 700 anni chi l'ha realizzata non avrebbe mai pensato di doversi difendere dai raid degli incivili, un popolo particolarmente temibile a Catania e non solo. Altro che vandali e barbari, da queste parti le incursioni sono continue e prendono di mira monumenti che per la verità sono già nell'oblio. Ma al peggio non c'è mai fine, così accanto alla fortezza medievale sono ben visibili gli immancabili e multicolor sacchetti della spazzatura e spicca anche il bianco di una vasca da bagno. Chi ha avuto la felice idea di buttarla proprio davanti alla Torre del Vescovo? Non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai, ma ciò che indigna è un altro aspetto. La vasca in questione è lì da una settimana. L'avevamo notata noi durante un servizio in via Plebiscito e volevamo vedere se qualcuno, oltre a noi, l'avesse mai vista e rimossa. Purtroppo è andata per come sospettavamo. Nessuno l'ha vista. Scene di ordinario degrado anche nella piazzetta adiacente, dove oltre ai rifiuti, alle bottiglie di vetro e all'erba secca appaiono altri arredi con 2 belle sedie in bella mostra. Non le manda a dire il presidente di Abettenea, Cannizzo. Non comprendo perché si continui ancora ad assumere da parte dei cittadini questo atteggiamento. È una segnalazione fatta alcuni giorni fa, ma possibile che nessuno veda questo scempio? Deve esserci innanzitutto la collaborazione di tutti i cittadini, perché chi fa una cosa del genere deve essere denunciato sicuramente anche dai vicini, fra le altre cose, ma deve esserci anche un controllo più attento, più pressante, più continuo, affinché questa città possa venire fuori da questo cul-de-sac che ci tiene ai margini civili.
In una città con molti quartieri al buio o scarsamente illuminati non passano inosservati i fari accesi in pieno giorno a Torre del Vescovo. Magra consolazione o tipico paradosso catanese? Prosegue la lotta per la salvezza del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Come sapete, a fine luglio scadrà la proroga. La Regione adesso ha fatto sapere che lo difenderà. Ora però bisogna ottenere dal Ministero, dal Governo, la deroga a una legge che altrimenti condannerebbe la struttura alla chiusura. La decisione, è chiara a tutti, passa dai tavoli del Ministero della Salute a Roma, ma per chi segue da tempo le vicende della cardiochirurgia pediatrica di Taormina è altrettanto chiaro che proprio al Ministero si attendono una presa di posizione forte dalla Regione Sicilia, tradotto una richiesta formale e circostanziata per la concessione della deroga per il centro di eccellenza taorminese del Bambin Gesù. Nei 70 cuori spezzati in spiaggia Giardini Naxos avevano il nome di ciascuno dei deputati regionali e del presidente della regione Schifani, che a dire del dirigente generale Salvatore Iacolino, al punto con Luca Ciliberti, si sta muovendo per ottenere la deroga. La volontà del presidente della regione Schifani è quella di salvaguardare Taormina nella sua attività attuale, anche attraverso un provvedimento forte che richiederemo per avere una deroga su Taormina. Il Presidente della Regione su questo tema è particolarmente sensibile. L'esempio è quello del Veneto, che in una situazione similare a quella siciliana mantiene 2 centri di eccellenza. Lavoreremo anche su questa, esempio di sanità virtuosa e stimolata in tal senso che registriamo in Veneto, perché si possa confermare ciò che è stato realizzato in Veneto anche in Sicilia. Le posso assicurare che c'è grande attenzione. Ma al di là delle parole e delle intenzioni, adesso occorre passare ai fatti, ed a chiederlo sono i genitori dei piccoli pazienti, a chiederlo sono i 21 bambini attualmente ricoverati a Taormina. Ecco, adesso è il momento della rassegna stampa con il nostro Angelo Gagliano. Allora, cominciamo con la Sicilia di Catania, vediamo subito la prima pagina, ci sono i temi siciliani e non solo, per quanto riguarda la Sicilia, i documenti riservati sul Sicily, i dati del flop all'Unione Europea, ecco gli alberghi con più fondi. E poi ancora le celebrazioni per Mussolini, a Catania annullata la messa, il no dell'arcivescovo. Vedremo anche nelle pagine interne questa notizia, e mentre invece c'è la politica con le europee, Meloni in campo, cambiamo l'Unione Europea. Premier capolista di Fratelli d'Italia in tutta l'Italia, isole, scelta l'ultima donna e l'Aretusea Scorpo. Poi le altre notizie, vedete la rincorsa, il titolo dedicato al Catania, scongiurato il rischio dei play-out, il Catania entra nella griglia degli spareggi per il salto di categoria per la Serie B. E poi molto spazio stamattina sui quotidiani al Papa, alle parole del Papa, perché ha affrontato tanti temi. La Sicilia sottolinea: diamo dignità a tutti i detenuti. E poi ancora le pagine interne. Adesso cominciamo proprio dal Sicily, il buco nero dei voucher, gli hotel con più soldi e meno notti, le carte riservate, la top 10 dei contributi, escursioni, 90 agenzie con 0 euro di servizi fruiti. Qualche numero: 48,4 milioni l'investimento sui voucher sui 75 milioni previsti, 12,2 milioni l'incasso vuoto per pieno per soggiorni e servizi, 5 milioni il valore dei bonus fruiti dai turisti, hotel e agenzie, mentre 28,8 milioni le spese di promozione fra comunicazioni e vetrine. Questi, diciamo, sono i numeri in questo approfondimento, in questa inchiesta firmata dal collega Mario Barresi sulla Sicilia di Catania. Sempre sulla Sicilia torniamo a evidenziare il caso, così come scrive per l'appunto il quotidiano La Sicilia. Il vescovo di Catania
blocca la messa per Mussolini, manifestazioni in tutta Italia per ricordare l'uccisione del Duce e comunque a Catania avete sentito, abbiamo anche fatto sentire il servizio che insomma, raccontava di questa storia. E poi anche qui la petizione per il CCPM al Parlamento europeo, perché si parla tanto della struttura sanitaria di Taormina. L'onorevole Annalisa Tardino porterà il caso alla Commissione per garantire la stabilità al reparto con una deroga al decreto Balduzzi e quindi ci si muove a tutti i livelli per scongiurare per l'appunto la chiusura. Poi le notizie che riguardano la città di Catania e anche sulla Sicilia. Abbiamo visto il servizio curato dal nostro Tonino De Mana, una domenica tra inciviltà e rifiuti, cartolina da via Antico Corso dove qualcuno ha abbandonato pure una vasca da bagno che stiamo per l'appunto vedendo, evidenziando anche noi con... adesso lo facciamo con questa foto, vedete, che mostra come ci sia spazzatura, la vasca da bagno abbandonata proprio davanti alla Torre del Vescovo. Il sindaco Trantino dice: se pensiamo che possiamo infrangere le norme perché piuttosto c'è altro che alimenta il degrado, non ne usciamo mai. Queste sono le sue parole, la sua riflessione. Ma intanto sempre su Catania restiamo con la Sicilia. Non c'è pace alla villa, giovane ferito dopo RIS, l'intervento risolutivo dei carabinieri che recuperano anche un coltello e della marijuana, quindi situazione che va sempre monitorata. Poi ancora per la prima volta nella storia della città gli autobus di AMTS attivi il 1° maggio, ieri la comunicazione dell'azienda che ha sottolineato la massima collaborazione da parte di tutti i lavoratori, quindi per il 1° maggio ci saranno gli autobus. E poi i controlli che continuano per quanto riguarda la Movida, controlli interforza, nelle zone della Movida scattano 15 sanzioni per soste irregolari, ma c'è sempre altro. Vedete a Catania il caso dell'avviso per l'assistenza ai disabili che non prevede aumenti. Il Comune ha pubblicato l'avviso per l'assistenza degli alunni disabili per un nuovo anno scolastico, protesta delle conf cooperative per l'esiguità della somma destinata agli operatori. Questo per quanto riguarda la città di Catania e la sua provincia. Lasciamo la Sicilia, adesso il Giornale di Sicilia con la prima pagina che è dedicata ai contributi a pioggia, anzi una bufera, scrive il Giornale di Sicilia sui contributi a pioggia. Si rivolgono al TAR 103 enti dello spettacolo, noi tutti esclusi, erogati oltre 11 milioni a poche società, alcune delle quali appena nate. L'assessore Amata, frutto della legge dell'ARS, contestato il sistema di finanziamenti senza gara, sono stati concessi soltanto in base agli emendamenti dei deputati regionali. Poi ancora sempre sulla prima pagina del Giornale di Sicilia, verso le europee, la Meloni si candida, il centrodestra governerà l'Unione Europea. Ci sono ancora diciamo ripercussioni nella Lega su Vannacci, nessun ripensamento, la Russa non ho un figlio disabile altrimenti capirebbe di aver detto una sciocchezza, sono dunque le parole anche di La Russa. Ma ci sono altre notizie stamattina. Rifiuti radioattivi, sindaci in rivolta, assemblea nel Trapanese, la protesta contro la scelta di realizzare i siti per ospitare le scorie a Fulgatore e a Segesta, quindi i sindaci sono assolutamente in disaccordo. La microcriminalità a Palermo ce ne siamo occupati nei giorni scorsi, spaccate e furti a scuola, 2 arresti fra le altre cose, interventi della polizia in via Principe di Belmonte e Pacinotti. Alla Scinà c'è stato un terzo raid, quindi evidentemente fenomeno che non si ferma. Poi una fotonotizia che ci racconta di quella che è stata la festa ieri dell'Inter per lo scudetto vinto e la seconda stella, la sfilata sul bus, la festa dello scudetto, ma intanto in Sicilia per quanto riguarda la Serie B, Palermo c'è preoccupazione per le 7 sconfitte al Barbera. La squadra rosanero non solo non ritrova più la vittoria, ma adesso insomma, deve fare attenzione soprattutto e guardarsi
le spalle per diciamo, i playoff, perché gli altri insomma, in ogni caso sono lì che aspettano un passo falso. Fondi dello spettacolo in rivolta, siamo sulla Gazzetta del Sud, il tema viene ripreso, esposto al TAR da 103 associazioni, Amata erogati sulla base di una legge. Alla Regione scoppia la polemica, alcuni gruppi nati di recente hanno ottenuto dei contributi. E ancora, l'ARS voterà la proposta del Grande Acquario, il polo internazionale per la tutela delle biodiversità a Messina. Dopo l'audizione davanti alla Commissione Congiunta dell'ARS, ora l'Assemblea siciliana voterà l'atto di indirizzo alla Giunta Schifani, così da inserire tra le priorità regionali l'idea del docente universitario messinese José Gambino. A lanciare la proposta è stato il deputato di Sud Chiama Nord Alessandro Di Leo. In Riva allo Stretto sorgerebbe il polo mondiale per la tutela delle biodiversità marine. Poi altre notizie che ci proiettano comunque anche già ai fatti nazionali e internazionali. Mandato d'arresto per crimini di guerra, Netanyahu teme alla Corte Penale Internazionale e tentenna sull'attacco a Rafah. Poi la notizia che stamattina c'è su tutti i quotidiani, le rivelazioni shock di Franco Di Mare in TV: ho un tumore ed è ripugnante il silenzio della RAI, questa è la sua denuncia. Papa Francesco, vedete, splendida e fragile Venezia come i giovani, fa questo paragone per l'appunto tra la città lagunare e i giovani. Ma adesso andiamo nelle pagine interne della Gazzetta del Sud, perché leggiamo dei fondi dello spettacolo, gli esclusi sono in rivolta, c'è un esposto al TAR di 103 associazioni, l'assessorato ha assegnato più di 11 milioni senza fare un bando. Noi siamo stati danneggiati, la Amata, i contributi frutto delle norme dell'ARS, così scrive ancora Cuffaro alle europee. Ci saremo, ribadisce l'ex governatore che la DC sarà dunque in gara per le europee. Chiudiamo con lo sport questa mattina. Parliamo di Catania anche, la Serie B un percorso possibile, 3 allenatori si sono alternati al timone, 17 le sconfitte in campionato hanno creato scoramento, il successo in Coppa Italia in Serie C, le vittorie nelle gare strategicamente decisive hanno rimesso in corsa i rossazzurri. C'è una notizia che va evidenziata e sottolineata, perché le date dei playoff potrebbero slittare a causa di un ricorso del Taranto che potrebbe fare spostare in avanti ed allungare dunque la stagione. Direi che per il momento ci fermiamo qui con la rassegna stampa regionale. Breve pausa, state con noi, tra poco la rassegna stampa nazionale. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, fra poco avremo ospite Fiorello in collegamento, intanto la rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo stamattina per quanto riguarda le pagine nazionali con il Corriere della Sera. Il tema è quella delle europee. Meloni si candida, votate Giorgia, la premier capolista alle europee in tutte le circoscrizioni. La risposta dell'Ashline ormai è fuori dalla realtà. Questo è il capo dell'opposizione del Partito Democratico, l'invito a scrivere sulla scheda soltanto il nome, quindi Giorgia. Salvini blinda Vannacci, domani saranno insieme sul palco, questo per le europee. Ma poi ci sono tanti altri temi. Il Papa ai giovani: alzatevi, non restate sul divano, questo è l'invito del Papa. E poi vedete questa fotonotizia sulla prima del Corriere, la parata della squadra da San Siro al Duomo, la festa dei 300.000, l'Inter colora a Milano, una marea umana davvero quella che si vede in questa fotografia. E anche qui Franco Di Mare: non respiro, sto morendo, la RAI, le guerre, l'amianto, questa è la sua drammatica testimonianza, il suo racconto. Siamo invece adesso sulla prima di Repubblica, perché sottolinea come sia
partita di fatti ieri, la campagna di Fratelli d'Italia per le europee, duello per l'Europa, scrive Repubblica. Meloni a Pescara presenta la sfida come un referendum su se stessa, sarà capolista ovunque, votatemi scrivendo Giorgia, e incalza l'assente Salvini, ci preferisce il ponte, questa è la frecciatina. La russa intanto a Vannacci, dici sciocchezze, deboli le liste dei 5 Stelle senza big, e intanto la Schlein conferma, ribadisce anche sulla Repubblica, fuori dalla realtà riferita chiaramente a Giorgia Meloni, noi saremo in ospedali e fabbriche. Ancora una inchiesta che viene proposta stamattina da Repubblica, disagio giovanile, a scuola i racconti dei ragazzi e anche dei professori. Più sbarchi al nord, i paradossi della lotta alle ONG. E poi Papa Francesco, tra la Biennale e l'incontro con le detenute, il Papa, Venezia può sparire, curiamola. Questo è l'allarme del Papa. Ancora dalla prima pagina, siamo all'estero, disinformazione, Russia, Iran e Cina armano i troll. Questo è quanto scrive Paolo Mastrolilli stamattina, mentre anche sulla prima pagina di Repubblica ci sono 2 richiami. Intanto la confessione di Franco Di Mare, il mio tumore, e la RAI ripugnante, le parole di Franco Di Mare, e poi anche qui lo scudetto all'Inter, marea nerazzurra, si festeggia tra mucche e trattori. C'era praticamente di tutto ieri per le vie di Milano. Piantedosi, l'apertura diversa, quella della Stampa questa mattina, proteste no a leggi speciali, intervista al Ministro dell'Interno, corteo al G7 di Torino, i pro-Palestina bruciano le foto dei leader. E poi ancora, anche qui ritorna il tema sulla scheda, scrivete Giorgia, Salvini domani sul palco con Vannacci, la russa attacca, il generale dice solo sciocchezze. La Meloni si candida alle europee, ma mandiamo la sinistra all'opposizione, la Schlein, discorso fuori dalla realtà. E poi anche sulla Stampa, con una fotonotizia, tradito dalla RAI, io l'ultimo superstite dell'Eternit, queste le sue parole, il virgolettato per l'appunto di Franco Di Mare. 2 curiosità, una che riguarda l'economia mondiale, la diplomazia e la tecnologia. La missione in Cina di Elon Musk per salvare il suo impero punta alle auto senza, diciamo, conducente, e poi l'intelligenza artificiale, il potere degli algoritmi. Non abbiamo capito nulla, questo è quello che scrive la Stampa stamattina. Altre prime pagine con il Messaggero, vedete, Meloni alla sfida in Europa, scrivete Giorgia, lavoro, bonus per chi assume. Questa stamattina il Messaggero ha poi anche un approfondimento nelle pagine interne. Il decreto in Consiglio dei Ministri, sgravi contributivi totali per 2 anni sui contratti a giovani, donne e al sud, voucher e incentivi per chi si mette in proprio, mentre per i fondi dell'Unione Europea riforme e controlli sulle regioni. Sgomberi più facili se l'abusivo pesa sui servizi pubblici. La Cassazione quindi, e con una sua decisione, è legittimo liberare un edificio se si rischia di affollamento eccessivo nella zona. E poi ci sono anche riferimenti alla domenica calcistica e non solo alla festa dell'Inter. A Napoli è 2-2 con l'Inglese, ci riferiamo alla Roma che torna a segnare dopo un anno. La Roma si aggrappa per l'appunto a Abraham Goal, questa è dunque il titolo del Messaggero. Siamo sul Giornale. Meloni alza la posta, cambieremo anche l'Europa, la svolta sulle schede, scrivete Giorgia, la kermesse a Pescara, dunque dal palco di Pescara. E poi standing ovation di Fratelli d'Italia per Berlinguer, il tributo alla memoria del nemico. Questo è quanto accaduto ieri. I finti 007, l'auto di Gianbruno, il caso, leggiamo di più, 2 ladri si sono spacciati per agenti segreti durante un tentativo di furto. Anche qui c'è chiaramente da saperne di più. La Cina si compra un pezzo di Sardegna, un investimento per
il più grande fotovoltaico in Europa. Così dunque sul quotidiano Il Giornale. Andiamo adesso a leggere sul Fatto Quotidiano. Scrivete solo Giorgia per farvi fregare meglio. Questo è il titolo scelto dal Fatto Quotidiano. La candidatura a truffa addirittura viene evidenziata dal Fatto Quotidiano. Non andrà in Unione Europea come Schlein, Tajani e pure Calenda. Quindi, nessuno di loro va in Europa, quindi questo è vero. E quindi c'è questa presa, diciamo, questo titolo forte anche sul Fatto Quotidiano. Netanyahu, il governo diviso e l'altro rischio, incriminazione all'Aia. Queste sono, diciamo, le notizie che poi ci riportano anche al conflitto in Ucraina, perché i russi conquistano altri 2 villaggi vicino a Advivka e attaccano 335 volte in 24 ore la zona di Zaporizhzhia. Sono i primi effetti della svolta delle armi USA. Insomma, si combatte continuamente, anche se in questo momento forse si dà più spazio alla guerra in Medio Oriente. La sfida alla sinistra sul Libero: Giorgia chiede la fiducia, Meloni annuncia la candidatura alle europee, scrivete solo il mio nome sulla scheda, sono fiera che la gente mi chiami così, mandiamo i progressisti all'opposizione anche a Strasburgo. Questa è la sua nuova sfida. E poi il discorso con qualche punta polemica: mi chiamavano Pesciarola, loro sono colti. Insomma, i 3 punti di sospensione, c'è da leggere retoriche e bugie, le triste repliche della Schlein e anche dei soci. Da Libero adesso andiamo a leggere il titolo della Verità. Diciamo che stamattina sono tutti concordi i quotidiani nell'avere questa apertura. Giorgia si candida in Europa, cambiamo case e auto. A Pescara il capo di Fratelli d'Italia lancia il programma per Bruxelles, passare dalla fase di contenimento delle direttive imposte dai socialisti al ruolo di traino per l'industria. Fermeremo tutte le norme che ci impoveriscono. Salvini blinda Vannacci, un paralimpico, polemiche, il generale ha ragione. E poi ancora Fazio arriva buon ultimo a incensare Scurati, io non faccio la vittima e poi la fa. Insomma, qui c'è una lettura diversa di quanto accaduto nella trasmissione di Fazio. Da maggio incentivi del 120% a chi assume. Con i 4 miliardi stanziati in manovra, il Consiglio dei Ministri confermerà il taglio IRPEF e varerà la super deduzione per le aziende che creano lavoro, risparmi superiori ai costi, ancora in forse il bonus sulle 13esime. Questo è insomma, la prospettiva. E poi vedete, siamo sul Tempo di Roma. Si può fare, il titolo dedicato: Meloni scende in campo, una Unione Europea senza sinistra, e scrivete solo Giorgia sulla prima pagina del Tempo. La Nazione di Firenze: Meloni in campo, la doppia sfida, la Premier da Pescara, scrivete Giorgia sulla scheda, batteremo la sinistra anche in Europa. La Schlein ha perso il contatto con la realtà, la Lega blinda Vannacci e Salvini non va alla kermesse di Fratelli d'Italia. La platea di Fratelli d'Italia rende omaggio a Berlinguer, senza intesa Israele è pronto, intanto si legge qui, a invadere Rafah. Poi lasciamo la Nazione e adesso andiamo a leggere anche la prima pagina del Quotidiano del Sud. Una voce di libertà, il mondo capovolto e il nuovo Sud, 1845 giorni vissuti come uno solo. Molte delle nostre battaglie giornalistiche sono finite patrimonio comune della coscienza collettiva a base culturale o tecnica dell'azione del governo del paese. Questo scrive il Quotidiano del Sud. Siamo sul secolo XIX, in Europa corre Giorgia. E ancora chiudiamo con l'ultima prima pagina, stavolta siamo sulla Gazzetta del Sud, ma anche qui la Gazzetta del Mezzogiorno, chiedo scusa. Meloni la sfida, Premier in lizza alle europee, la campagna di De Caro e poi Marti con la Lega per dare voce a tutto il meridione. Mi fermo qui per la rassegna stampa. Bene, adesso daremo un'occhiata alla meteo, così sapete che tempo fa prima di uscire, poi subito dopo parleremo dell'incredibile caso delle torture alla Beccaria di Milano. State con noi, buongiorno Sicilia.
Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in rinforzo per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Sole protagonista, da segnalare solo qualche annuvolamento in più all'estremo nord-ovest, ma senza fenomeni associati. In dettaglio in Sicilia il sole sarà l'assoluto protagonista per la giornata di lunedì, con cieli sereni e tersi. Ventilazione a tratti sostenuta con mari fino a mossi sulle coste meridionali. Clima a tratti quasi estivo, con anche punte di 28-29 gradi. Dando un accenno poi alla situazione attesa per la giornata di martedì, è attesa una maggiore variabilità con qualche annuvolamento in più, e poi tra pomeriggio e sera segnalo anche la possibilità di qualche piovasco sparso. Ventilazione a tratti ancora sostenuta, contesto climatico comunque nel complesso mite, con valori fino ai 24-25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Buongiorno Sicilia, vogliamo cercare di capire un po' meglio come è potuto succedere quello che è capitato al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. 13 agenti di polizia penitenziaria arrestati per violenze e maltrattamenti nei confronti dei detenuti, 8 altri agenti sospesi, 4 sono indagati. Ne vogliamo parlare con Salvo Fleres, cui diamo il benvenuto, ex garante dei detenuti. È qualcosa che sconcerta, ecco, perché com'è possibile spiegare orrori simili? Il mondo penitenziario è un mondo molto complesso. Le questioni che balzano all'attenzione dell'opinione pubblica di solito sono di questo genere, o riguardano i suicidi dei detenuti, o riguardano episodi legati all'attività non corretta degli agenti della polizia penitenziaria o dei dipendenti. In realtà andrebbe approfondito il contesto. Il contesto è un contesto di sovraffollamento non soltanto nelle carceri minorili, soprattutto nelle carceri per adulti. Il contesto è di un numero di agenti di polizia penitenziaria inferiore a quello che è previsto dagli organici. Il contesto è un bassissimo numero di educatori e di psicologi, nonostante l'articolo 27,3 della nostra Costituzione parli in maniera esplicita della detenzione che deve tendere alla rieducazione. Ebbene, sa qual è il colmo? Lo slogan, diciamo così, il motto della polizia penitenziaria è vigilando redimere, quando dovrebbe essere, per esempio, redimere. Mentre dovrebbe essere rieducando redimere. Ecco, io credo che bisognerebbe partire da lì. Se le carceri, anziché rappresentare per molti la vendetta dello Stato nei confronti di chi ha sbagliato, rappresentassero invece l'occasione dello Stato per recuperare un cittadino che ha sbagliato, probabilmente una serie di episodi non si verificherebbero. Peraltro credo ieri anche il Papa ha parlato di dignità, eccetera. Ha detto che le carceri sovraffollate sono un grave problema. Quindi secondo lei, dottor Fleres, siamo davanti a un fatto di inciviltà, a un fatto di impunità garantita, oppure ancora di legislazioni carenti? C'è un po' dell'uno e un po' dell'altro. C'è, ripeto, una carenza di personale, c'è una carenza di politiche di rieducazione nelle carceri, soprattutto in quelle minorili. Ci sono leggi sbagliate. Una di queste, lo dico con molta franchezza, è quella che prevede che si possa stare nelle carceri minorili fino a 25 anni e non quando lo si è già da prima, che sarebbe anche logico, ma anche dopo. Questa legge fu fatta per
tendere a svuotare le carceri per i maggiorenni, in realtà ha determinato una commistione tra due modelli di criminalità che sono profondamente diversi. Il quindicenne e il sedicenne che va in galera per reati tutto sommato banali, di solito non può stare insieme a chi va in galera perché magari ha commesso un omicidio o ha fatto altri reati. C'è una contaminazione inevitabile in ogni caso. Ecco, dottore, scusi la domanda, di quali tutele o di quali diritti, forse potremmo dire, godono i detenuti e anche giovani nelle carceri? I detenuti sono, i diritti di cui godono i detenuti sono quelli che prevede la legge, e cioè hanno il diritto di poter studiare se lo vogliono, hanno il diritto di poter vedere le famiglie o di potersi sentire periodicamente con le famiglie, hanno il diritto di svolgere durante la giornata delle attività di socializzazione, e laddove questo si svolge, ora le do due dati che sono impressionanti e che non vengono da me, vengono direttamente dall'amministrazione penitenziaria. Certo. L'85% dei detenuti che vengono sottoposti a un trattamento corretto di rieducazione non tornano a delinquere. L'85% dei detenuti che invece non vengono sottoposti a una corretta azione di rieducazione tornano a delinquere. Allora, questo questi tra dati, i minori o in generale? Per tutti. Questo è un dato che da solo dovrebbe spiegarci molto di quanto accade nelle carceri. Certo. C'è una preparazione specifica degli agenti di polizia penitenziaria per i minori, le carceri minorili? Sì, nelle carceri minorili diciamo di solito c'è una preparazione mirante proprio ad un'attività di rieducazione vera e propria. Le sanno queste cose? Faccio un esempio, certo, faccio un esempio. Nel vicino carcere di Acireale si svolgono attività che vanno oltre la scuola dell'obbligo, i detenuti possono frequentare le scuole superiori eppure l'università, e lo hanno fatto. C'è un progetto di cui in maniera forse impropria mi vanto, che è quello di avere creato una collaborazione stabile tra il Parco dell'Etna, la scuola agraria di Catania e il carcere minore di Acireale, perché alcuni detenuti del carcere minore di Acireale vanno a coltivare le vigne del Parco dell'Etna e dalla scuola agraria poi realizzano un vino che si chiama Ricercato, un nome scelto dagli stessi ragazzi. Molto carino. Ma qui siamo a distanze siderali da quello che è successo invece al Beccaria. Ma com'è possibile? Perché probabilmente c'è una scarsa attenzione ad un fenomeno che è quello che gli psichiatri, gli psicologi chiamano burnout. Cioè spesso gli agenti sottoposti a stress, sottoposti a turni talvolta esagerati, tendono a sottovalutare alcuni atteggiamenti e come dire, fanno emergere il peggio che c'è in se stessi. È un fenomeno che si verifica in anche altre categorie, ma nel caso dei detenuti chiusi appunto e quindi privati della libertà, ma come diceva il pontefice non della dignità, purtroppo ogni tanto succede questo genere di fenomeni che bisogna assolutamente evitare, avendo più attenzione non solo per i reclusi, è giusto che sia, la Costituzione lo prevede, ma anche per chi lavora con i reclusi e deve essere preparato a questo tipo di relazione, che non è assolutamente semplice, perché non è detto che tutti i reclusi stiano percorrendo una strada di rieducazione o di reinserimento, eccetera. Ci sono pure quelli che non vogliono tornare indietro. Ecco, la denuncia di quello che è successo al Beccaria, 13 agenti di polizia penitenziaria, ripeto, arrestati per violenza e maltrattamenti, è venuta dalle madri dei detenuti, dalle psicologhe che sono in servizio nel carcere e anche da colleghi suoi, dal garante dei diritti dei detenuti per il Comune di Milano, che si chiama, per la vostra conoscenza, Francesco Maisto. Quindi c'è il vostro ruolo può essere decisivo. Può essere decisivo. Quando io ero in carica rispondevo all'incirca 2.000-2.500 lettere all'anno di detenuti. Tenga conto che in Sicilia i detenuti all'incirca sono intorno a 6.000, 6.200, 6.300, poi il dato oscilla naturalmente in funzione dei periodi che si attraversano. Ebbene, in queste lettere spesso venivano segnalati episodi di questo genere per i quali io mi recavo presso il carcere o attivavo le autorità competenti per accertarne la veridicità, perché anche questo bisogna verificarlo, e poi naturalmente per agire di conseguenza. Ci possono essere poi qui c'è un processo penale in vista, no? Certamente sì, certamente, ma io ricordo
di un suicidio a Catania, un suicidio strano a Catania, in un reparto di isolamento in cui, per esempio, guarda caso, nella fascia oraria in cui si verificò quel suicidio la telecamera era guasta, l'agente di servizio non c'era perché si era allontanato momentaneamente. Ci sono fenomeni molto inquietanti. Le dico solo questo: se le dovesse capitare di andare a visitare un carcere, si faccia mostrare i referti della infermeria e laddove troverà molti incidenti per caduta dalle scale, ecco, si domandi come mai, se sono scale particolarmente sdrucciolevoli oppure se è altro. È chiarissimo questo. Nelle denunce si parla di agenti che ammanettavano i ragazzi con le mani dietro alla schiena. Mi spiace dire, sono cose un po' forti, però è questa la denuncia. Li prendevano a calci, pugni, anche frustate fino a farli sanguinare, li minacciavano, li insultavano con espressioni razziste, spesso senza reali motivazioni, direi, senza reali motivazioni sempre. E qui altro che burnout. Certo, questi sono assolutamente fatti da evitare, ma sempre attraverso un percorso che deve riguardare il personale, che deve riguardare i reclusi. Se noi pensiamo che si debbano soltanto vigilare, abbiamo sbagliato. Bisogna vigilare, certamente, ma bisogna rieducare, bisogna costruire un modello nuovo di percorso per chi ha sbagliato. Le faccio un altro esempio che riguarda la nostra regione, che ogni tanto qualche cosa buona la fa. Era stata approvata una legge parecchi anni fa che consentiva ai detenuti in espiazione di pena, quindi mentre stavano in carcere, gli permetteva di ottenere un finanziamento per acquistare attrezzature e avviare un'attività lavorativa. Nel corso di 10 anni circa, fino a quando questa legge è stata finanziata, i detenuti che hanno usufruito di questo beneficio sono stati 140. Nessuno è tornato a delinquere. Questo è un dato che ci dovrebbe fare riflettere rispetto al tipo di approccio che noi dobbiamo avere con la pena, con i detenuti e con il personale, che non è più adatto, non può soltanto vigilare, deve educare, deve avere però gli elementi, le nozioni di base per poterlo fare, altrimenti si avvale delle sberle e le sberle, invece di educare in quei casi, purtroppo scatenano fenomeni come questo. Certo. Esatto. Ma questa esperienza felice che c'è stata in Sicilia, di cui lei ha appena finito di parlare, è stata valorizzata, è stata resa nota a livello nazionale? È stata resa nota, è stata valorizzata per 10 anni. Poi fu interrotto il flusso finanziario per questa legge, che non era per la verità particolarmente elevato, perché la legge prevedeva che potessero usufruirne una ventina di detenuti all'incirca l'anno, da 15 a 20 detenuti l'anno. Naturalmente questo tipo di intervento va messo in relazione a un'altra cifra che le do. Un detenuto costa a noi contribuenti circa 135 euro al giorno. Quella legge prevedeva che il detenuto potesse avere un finanziamento, un contributo a fondo perduto per 25.000 euro. Significa equivalente a 4-5 mesi di detenzione, che però lo avrebbero sottratto definitivamente al circuito criminale, facendoci risparmiare i 135 euro al giorno di cui parliamo. Ci sono detenuti che ci costano molto di più, perché naturalmente i detenuti che sono sottoposti a un regime di vigilanza particolarmente elevata naturalmente costano molto di più. Ci sono dei rimedi pratici, perché ora ci sarà un processo e vedremo, naturalmente con tutto il clamore mediatico che questo inevitabilmente, poi decideranno i giudici in che modo farlo. Però leggevo che questi reati di cui sono accusati gli agenti di polizia penitenziaria arrestati avvenivano soprattutto nelle stanze senza telecamere, celle di isolamento, uffici del cosiddetto capoposto, cioè il responsabile di turno di guardia che è un suo ufficio chiuso per sé, insomma. Sì. Quindi anche questa è una questione non da poco. Certamente, se si aumentasse il numero di telecamere, se aumentasse il controllo terzo, ecco, dei reparti, non da parte degli stessi che ci lavorano, ovviamente, altrimenti non scopriremmo mai cosa accade in quei reparti, ma diciamo un controllo terzo, sicuramente questi fenomeni si ridurrebbero, così come se aumentassero
come dire, le garanzie per i reclusi attraverso i garanti, attraverso gli assistenti sociali, attraverso gli educatori, eccetera, eccetera, sicuramente fenomeni di questo genere, che per fortuna non sono la regola, questo dobbiamo dirlo, sono eccezioni per fortuna, dico, verrebbero meno certamente o si ridurrebbero di gran lunga. Lei ha contatti sempre con il Ministero e riferisce naturalmente Certamente, tutto quello che ha certamente. detto a noi e ancora Certamente. di più. E poi Certamente. nelle mie relazioni annuali. Perfetto, quindi le auguriamo buon lavoro Grazie. anche per questo. Grazie Grazie a Salvo Freres che è stato ex garante dei detenuti. Noi ci fermiamo provvisoriamente e tra poco parleremo di teatro e ci sarà con noi il famosissimo e simpaticissimo Edoardo Saita. Buongiorno Sicilia, state con noi. Buongiorno Sicilia, con noi Edoardo Saita, ci fa molto piacere averlo in studio perché sarà protagonista al Teatro Musco di Catania dal 9 al 26 di maggio di DOC, disturbi ossessivi compulsivi, che sono una malattia, una cosa seria, noi ci stiamo sorridendo, però è così, con lui Gino Astorina, Plinio Milazzo e la regia di Antonello Capodici. E voi giocate su queste terminologie mediche, diciamo, delle malattie e gli acronimi come DOC, che però si riferiscono a malattie vere. Sono malattie vere, il tema è portare un tema di questo a teatro significa magari aiutare chi soffre di DOC, perché poi mi sono reso conto che di DOC soffriamo un po' tutti, cioè io non me ne ero accorto fino a 20 giorni fa, ma quando ho iniziato a provare questo spettacolo ho cominciato ad accorgermi che anche io ho i miei, è chiaro, come tutti abbiamo i no, solo che probabilmente sono cose minime, ma chi soffre di questi DOC allora incontra noi che cerchiamo di parlare dell'argomento, del tema in maniera, insomma, tra virgolette, leggera, perché poi entriamo in vera e propria analisi, cioè noi ormai durante le prove Semo dice, io stai cominciando a contare, io mi stai cominciando a fare il segno della croce, cioè siamo entrati in terapia, tutti e sei, infatti noi non andiamo a fare le prove, andiamo a fare terapia. Ogni giorno. Però è vero che sono questi termini, DOC, ripetiamo, disturbo, ossessivo-compulsivo. Ossessivo-compulsivo. Erano una volta, li chiamavamo tic, depressione, bizzarria umorale, disagio. Semplici tic, avevamo il tic per esempio di fare così, invece sono dei disturbi. Quindi sono disturbi autentici, non c'è dubbio, bisogna avere il massimo rispetto per chi ce li ha, però c'è anche un po' una moda, è vero? Un po' una tendenza. Ma potrebbe essere anche una tendenza, perché dipende, oggi potresti crearti il tuo DOC, ma io per esempio adesso che faccio più attenzione anche quando sono in giro, vedevo l'altro giorno una ragazza che camminava, ho visto che faceva un passo verso una mattonella e poi è tornata indietro. Cioè, mi si è accesa la lampadina, scusa, le domandare, perché sennò, scusami, no, dice che io non riesco ad andare avanti, siccome mi sono accorto di non avere toccato anche la mattonella di destra, allora torno indietro, tocco la mattonella di destra e poi vado avanti. Cioè io mi feci un segno della croce e disse a posto, cercherò di... Complicatissimo andare avanti, poi complicatissimo andare avanti. Infatti nello spettacolo c'è il personaggio che è interpretato da Plinio che non riesce a calpestare le linee. Ah, ecco, e vedi? quindi questo è un è vero questa cosa. È vera questa cosa. E quindi anche, diciamo che voi in qualche modo anche, sia pure facendoci sorridere, chiaro, però richiamate l'attenzione su questo. Certo, perché poi come me c'è chi è appassionato di calcoli, come Doc che fa sempre calcoli, c'è chi come Gina ha la sindrome di Tourette, che insomma è quella che a un certo punto tu dici, sfoci in brutte parole, proprio mai sentite, cose assurde. E noi, il medico poi lo dice alla fine, il segreto è non pensarci, non pensare a noi stessi, distrarsi, pensare a un'altra cosa, perché insomma arrivato a un certo punto
ci accorgiamo che nessuno di noi ha attuato il proprio doc. Perché? Perché non ci abbiamo pensato. Ecco, quindi uscire un po' fuori da sé, essere più proiettati verso... Sì, e non pensare e non essere... farsene una malattia, oltretutto, perché certo. il segreto è proprio non farsene una malattia, non pensare di essere sbagliati per quello che si fa. Però tu già l'accennavi prima, e questo è interessantissimo, sarà curioso vederlo. Alla fine voi fate una sorta, senza voler fare spoilerare il finale, fate anche una sorta di vera e propria terapia di gruppo. Sì, in effetti sì, perché il testo poi ti porta ad una conclusione che questi 6 pazienti, ritrovandosi là, cercano di darsi aiuto gli uni con gli altri, quindi attuano una terapia che è un po' indotta in quel momento, perché c'è sempre qualcuno che li guida, ma comunque di terapia vera e propria si tratta. Però per Bacco, complimenti. Ma domanda un po' capziosa, ma vi siete fatti aiutare da specialisti nella preparazione e nella realizzazione del testo anche? No, perché il testo è scritto molto bene, quindi penso che chi abbia scritto il testo in origine, poi noi l'abbiamo tradotto perché il testo è spagnolo, è stato tradotto, è stato adattato, ma chi ha per la prima volta curato la stesura di questo testo, secondo me sapeva di che parlava. Sapeva di che parlava benissimo. Non ti dico che si sarà fatto aiutare, ma sicuramente un paio di dritte ci sono, perché è perfetto dal punto di vista dell'analisi. Fantastico. Comunque rimane questo qui che sarà di scena al Musco di Catania dal 9 fino al 26 di maggio, uno spettacolo comunque grottesco, divertente sostanzialmente. Divertente, no? Perché una volta tu immagina 6 persone con 6 doc diversi, tutti là dentro, dover convivere, è un grande fratello di 1 ora e 20, no? Cioè tu immagina quello che non può calpestare le linee, chi si dice io ho 26 anni, bene, lei ha 744 mesi, 26.000 minuti, no? 36 milioni di secondi, complimenti. Quello che a un certo punto è stronzo, perché la sindrome di Tourette è così. Ti porta a questo. Idea che fa il segno della croce perché crede di aver dimenticato le chiavi di casa, quella che non la puoi toccare perché subito si va a lavare perché è una biologa e quindi analizzando il microbo al microscopio appena ti stringe la mano, capisci, diventa nera. Quella che ripete le cose 2 volte diventa anche, ci sono momenti esilaranti. Deve essere da morire da ridere, anche se ripeto sono cose serie, anche delle volte anche gravi. I tuoi complici principali chi sono? Gino Astorino e Plinio Diciamo Milazzo? che Gino, io e Plinio, ma comunque siamo tutti lo spettacolo è molto equilibrato, i ruoli sono tutti belli, non c'è nessuno. Eccoli qua, siamo, infatti mia cugina aveva pubblicato Arrivano i Magnifici 7, quindi Verdiana Barbagallo, Catisa Itta, Lucia De Borachiari, Ammare Cara Pappalardo e poi Antonello Capodici che ha curato la regia. Insomma, lui credo che dopo questo spettacolo andrà in analisi sicuro. Te lo posso garantire. Sono pronto a scommettere. Antonello Capodici, lo intervistiamo prima noi, ci facciamo raccontare di che cosa ha passato. Va bene, complimenti. Ultima cosa che ti chiedo, altri progetti in vista? Vabbè, tutto il mese di maggio ce l'hai occupato lì o quasi. Sì. Poi cos'altro in bolle? Stiamo in pentola a bolle. Stiamo vedendo di teatro e televisione. Stiamo vedendo adesso di recuperare un po' di spazio televisivo, perché insomma, dopo una pausa fisiologica devi trovare il programma giusto che piaccia a te, che piaccia all'editore, a questo editore, ma soprattutto che piaccia al pubblico, che è la cosa importante. Beh, non vediamo l'ora di vedervi sia al Musco di Catania con Doc a partire dal 9 maggio che poi in televisione, possibilmente su Antenna sicuramente o da queste parti. Grazie a Edoardo Saetta per essere stato con noi, in bocca al lupo per lo spettacolo. Voi state con noi perché tra poco ci sarà Fiorello in collegamento con noi. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento del collegamento con Viva Rai 2 e prima di tutto ci introduce a questo bello spazio Fabrizio Bigio, che è uno dei complici di Fiorello. Ciao Fabrizio, benvenuto. Ciao Michele, che piacere vederti e
sentirti, sì, sono complice, bravo, è la parola giusta, perché noi siamo dei mattacchioni, delinquenti, diciamo la verità. Quindi, allora, tu mi chiederai, dov'è Rosario? Dov'è Rosario, giusto? E questa è la domanda. La domanda è: dov'è Rosario? Dov'è Rosario? Allora, non si sa mai dov'è Rosario, perché quello è un pazzo. Però, visto che oggi siamo sotto ponte, e voi sapete questo è il ponte, uno dei ponti più lunghi della storia dell'umanità, è festa. Quindi, essendo festa, molta gente viene a trovarci. E lui è primo a fare le foto con questi nostri fan, diciamo, con il nostro Giustamente, pubblico. certo. Quindi è impegnato a fare pubbliche relazioni. Senti, com'è andata la puntata stamattina? Vi divertite da morire? È un successone il vostro. È andata benissimo, come ogni puntata è veramente è una gioia che si rinnova ogni mattina, noi ci divertiamo. Ecco, attenzione, è arrivato Fiorello. No, scusate, no, purtroppo una brutta notizia è Casciari. Ciao Maurizio, come stai? Purtroppo eccolo lì, Mauro Casciari, signori, col suo pavillon. Beh, elegantissimo, elegantissimo, proprio. Noi sentiamo un pelino bassi, ma non so se va bene. No, ma va bene, ci accontentiamo, si sente bene. E quindi Michele, noi ogni mattina veniamo qua e veramente, ti dico la verità, c'è una scaletta. C'è qualcosa, però poi può succedere di tutto, quindi anche noi ci stupiamo, anche il pubblico è sempre variegato, non si sa mai chi ci sarà, una volta viene uno che canta, un'altra volta viene un mago, oggi c'erano dei comici, gente che suona, una volta si è presentata, Michele, una banda di paese così, senza avvertire, te lo giuro. Li avete fatti suonare? Mauro, no, che dici? Suonavano senza che noi avessimo dato il permesso, tra l'altro. Suonavano. Vabbè, ma questo fa parte del programma. Sì, di del circo, della magnifica giostra di tutte le mattine. No, circo non lo puoi dire però, Mauro. Circo, no, non è che siamo il circo, capito? Il modo denigratorio. Denigrando anche quelli che fanno i circhi. Salutiamo gli amici circensi. No, giusto, perché se uno pensa al circo pensa ai pagliacci, invece no, per carità. Bravo Michele. Qui io penso ai trapezzisti. Ma ecco, l'unica cosa che non ci abbiamo mai avuto sono i trapezzisti. Non è vero? Senti, avete sentito che il Papa ha detto ai ragazzi svegliatevi, non dovete stare sul divano, e chi segue voi certamente sul divano non ci sta, al massimo a letto, vi guarda sdraiata a letto all'alba. Purtroppo noi abbiamo il vincitore del divano d'oro, Guidano, che è Fiorello. Tu sai che Fiorello, tu lo conosci, insomma, so che lo conosci, sai che lui preferisce stare sul divano, è la sua vera felicità. Ecco, è arrivato Rosario! Ciao ragazzi! Ciao Fiorello, benvenuto! Bene, grazie, che piacere! Che piacere! Vuol dire amore. Qui ci sono un sacco di persone qua fuori e io non è che me ne posso andare via subito, capito? Dobbiamo fare le fotografie con tutti. Questi vengono alle 5 del mattino, è giusto. Senti, come va lì a Catania? Bene, siamo contentissimi di averti ospite, è un po' un ritorno tuo qua, eh? Ci passi tu ogni... Guarda, io Antenna Sicilia, mi ricordo, andai ospite una volta, sai? Sì. Perché diventai un po' un personaggio, a un certo punto, il periodo delle radio libere, delle radio private, ecco. Io feci un tentativo di record di trasmissione continuata. Il record fu 3 giorni e 2 notti, senza dormire mai. Poi fu battuto da un altro DJ di Siracusa che si chiama Zabo, che lui fece addirittura 1 settimana, ma poi gli americani batterono tutti perché roba di 2 settimane, però lì bisognava vedere se c'era la chimica di mezzo. Questo è importante. Senti Fiorello, diciamo, quindi questo ti impedisce assolutamente di stare sdraiato sul tuo adorato divano, che il Papa biasima, abbiamo appena detto, il Papa dice non state sul divano. Però è riferito ai giovani, lasciate che i divani rimangano a noi. Michele, ma tu non sei siciliano, giusto? Come no, io sono catanese, scherzi. Di Catania sì. Certo. Sai che non mi ricordavo sta cosa qua. Ma gli studi dove sono adesso, gli studi di Antenna Sicilia? Dove siete? Viale Odorico da Pordenone, come sempre, accanto alla Sicilia. Scusa, non è che... Comunque Antenna Sicilia è una grande televisione. Ragazzi, grazie. Però qualche domanda te la posso fare io. L'hai sentito Amadeus recentemente? Quando l'hai sentito?
Chi? Amadeus, ultimamente, quando l'hai sentito? Ultimamente l'ho sentito tipo 4 giorni fa, 3 giorni fa per lo scudetto. Ah, ecco, perché lui è interista. Scusate che c'ho una telefonata familiare, un secondo. Sì, no. In tutto questo lui ha anche i suoi problemi. Sì, un attimo solo, ma è vera, è vera. Sì. Guarda, Oddio, allora, no, Certo. Michele, per Ha ragione. Ma ha un problema di qualcuno rimasto fuori casa. Un attimo, aspetta. Sua madre è rimasta chiusa fuori casa. no! Ma che disastro! Mauro, ma è sempre così, tutti i giorni, è così. Quando prima parlavo dietro le quinte con la regia e con i passatori, no, abbiamo detto di aspettare perché stiamo cercando di capire se si sbloccava la situazione. Ecco. Bloccata. Non volevamo nemmeno. No, è Fabrizio che ha spoilerato tutto, insomma, io non l'avrei mai detto, È stato Fabrizio. Comunque, bello tutto sullo schermone di Antena Sicilia, vedermi così. Bello, eh? Sì. Senti, stamattina di chi avete parlato? Raccontaci un po'. Guarda, stamattina abbiamo parlato della Georgia, ne avete parlato anche voi sicuramente. Per voi è Georgia, è la nostra premier. Che si fa scrivere Georgia sulle schede elettorali europee. Giusto? Sì. E poi abbiamo parlato un tocco di Vannacci che qui non manca mai. Un tocco di Vannacci non manca mai. Un tocco di Vannacci da noi non manca mai, insomma. Poi certo. Fammi pensare, abbiamo parlato di Europa come sempre, insomma di... Sì. Tutti. Avete notato? Ma non c'è bisogno che fai chiesto della puntata, c'era i play. Ma c'era chiesto. Ma ho capito, no, lui non l'ha chiesto. No, Michele, volevo sapere. La domanda che ti fatta Rosario ti rispondiamo noi. Sì, e appunto, avete notato che come dire, la premier Giorgia ha detto Salvini non c'è perché ha preferito il ponte a noi, e questa è un'osservazione importante. Ragazzi, allora, noi siamo, lo diciamo sempre, ci dispiace vedere la classe politica. Eccolo, siamo salvi. Chissà se ha risolto il suo problema di chiavi. Risolto. Sì, Meno male. Tutto bene, Fiorello? Capitano, che mamma non mi apre la porta. Capisci? Senti, stavamo dicendo, facevamo il sommario della tua puntata di oggi, quindi Giorgia, Salvini, Vannacci, poi chi c'era? Calenda l'avete nominato? No, Calenda, oggi su Calenda non c'è. Abbiamo qualcosa su Calenda, ragazzi? La Schlein? Ma sta in Europa? Sta in Europa Calenda, pure lui? Sì, lui è capolista dappertutto. Capolista dappertutto. Anche lui col nome d'arte, come ha fatto Giorgia. Calenda ha detto? Renzi. Questa è molto carina. Senti, Schlein di qualcosa su di lei. Dai, siete amici? La Schlein, siete amici? Non l'ho mai incontrata, però ti farà da babysitter anche lei, perché lo sai. Perché sai che dicono per la par condicio adesso la Schlein deve fare la babysitter. Però ci siamo mandati dei messaggi, diciamo, per via televisiva. Sì, è vero. No, noi la Schlein, insomma, vorremmo anche aiutarla in qualche modo a livello di comunicazione delle volte, perché è un po' sola, diciamo, un po' sola, un po' abbandonata, insomma, e ci sono talmente tante correnti che probabilmente deve stare sempre con la sciarpa, perché là dentro nel PD c'è veramente tutto. Poi la sciarpa è di sinistra, la sciarpa è molto di sinistra, anche di Cashmere di sinistra, soprattutto di Cashmere. Anche i portocchiati una volta erano di sinistra. Ti ricordi? E anche il profumo è molto di moda in questo momento. Senti, ma lo sai che questo è... Io oggi ho spiegato perché del profumo. Ha svelato del perché lui ha preso il profumo. Perché? Bisogna conoscere bene le lingue straniere, perché se uno va in un aeroporto e leggi free, e free vuol dire libero, quindi vuol dire che gratis a chiappi. E Duty non sapeva cosa voleva dire, quindi è rimasto sul free. Ma che è un riferimento al dirigente del Partito Democratico che insomma ex dirigente. Abbiamo capito, va bene. Senti, lo sai che è l'anniversario di Quelli della Notte? 29 aprile del 95 debuttava Quelli della Notte con Arbor e tutta la banda.
incredibile, debuttarono in aprile, che è strano debuttare in aprile perché è un periodo, tu mi insegni, 85, che come 85. come ascolto non è proprio prolifico come periodo, e invece debuttarono. Strano, e durò solo 2 anni, o 2 anni o 2 stagioni. Che ha fatto Come memoria, però ha fatto veramente Una stagione o 2? Ma mi se- Una stagione, 2. Stanno cercando i nostri... Stiamo condoni. cercando. Ma vi sentite tu e Renzo? No, con Renzo ogni tanto, ogni tanto sì, a compleanno, queste cose qui Ci segue. ogni tanto lui ci segue, però fa non verrò mai, perché lui, essendo un uomo della notte, lui preferisce stare sveglio e poi mattina addormentarsi e Sempre quindi improvvisando. sempre improvvisando in ogni momento della giornata. È sempre il maestro di tutti noi, è sempre l'artista a cui noi ci siamo ispirati. Dico noi, intendo chi fa il mio mestiere, chi fa la radio, chi fa, diciamo, come dice lui, programmi umoristici o ci si è tutti ispirati al grande Renzo Arbore e ovviamente Gianni Boncompagni, una coppia incredibile. Beh, certo, bellissima questa. Senti, lo sai che a Londra va all'asta un cimelio, l'orologio dell'uomo più ricco del mondo che viaggiava sul Titanic? È una cosa impressionante, no? Ho visto ieri, è stato battuto per... no, guarda, Michele, a noi di qualsiasi cosa tu ci parli, noi viviamo sulle notizie. Tra l'altro ieri c'è stato un bel servizio al TG1, hanno fatto vedere questo orologio con tutte le iniziali del tipo, che tra l'altro nel film... Si vede, cioè, si vede, nel film ne hanno parlato. Ma l'orologio come ti è parso? Un po' esagerato forse, come un po' troppo sovraccarico di roba quell'orologio d'oro. Ma quanto l'hanno venduto? No, ma era bello, bellissimo. Quanto? È stato venduto 1,3 milioni. Chi se l'è comprato? No, l'ha preso sicuramente o Amadeus con l'ingaggio del 9. Senti Fiorello, ma dai, parlaci di Amadeus, vi sentite spesso? Tu mi hai detto 4 giorni fa. Perché mi dici sempre di Amadeus? Vuole uno scoopetto. Perché tutti vogliamo sapere se tu ti sposti oppure rimani, questo è. No, no, quello ve lo posso dire, quello riguarda me, quindi è una cosa che sì, è una cosa, io mi sposterò, allora lascio la Rai e vado, lo devo dire, dai, lascio la Rai e lo devo dire. Ma vi detto che non l'avete detto a nessuno? Lo devo dire, lo dico. Onde vai? Ad Antenna Sicilia! Grande successo, devi portarti tutta la banda, mi raccomando. Ma il nostro amico non è lì, come faccio una gaffa, no, non è lì da voi, è in alta televisione. Con tutto il cuore, Salvuccio La Rosa non è da Salvuccio La Rosa, no. In questo momento non è qui. Ma non è ad Antenna Sicilia, sta in un'altra televisione che non possiamo dire. Sono con il collega Angelo Gagliano, che piacere Buongiorno a te, ciao Fiorello. Benissimo, guarda. Ti porto i saluti di Angelo Micale che tu ricorderai sicuramente. Angelo Micale, grandissimo della radio, ragazzi, uno storico. A Catania c'era un sacco di gente brava alla radio, c'era Melvio Marino, Micale, Salvino Pittella, Maurizio Guzzetta, mi ricordo ancora quelli che mi ricordo, i grandi della radiofonia, della radio libera, ragazzi, Radio Catania International, noi della provincia eravamo attaccati con l'orecchio all'apparecchio. Fiorello, lo sai che oggi torna in TV Roberto Bolle? Vi conoscete con Bolle? Ma scusa un attimo, lui stasera sarà con Roberto Bolle. Ah, però, e non ci dite niente. Lui stasera partecipa visto che oggi è la giornata internazionale della danza, Rai 1 fa questo programma e lui è dentro. Perché per colpa sua sono diventato ballerino. Fa il ballerino, fa l'umorista. Quali sono i passi preferiti? Quali sono i tuoi? Il tango più passionale. Devi dire plié, porte-bras. Ah, scusa, allora le ciseaux è quello che fa. Tu sai che lui è mezzo francese? Ah, però. La mamma è francese. Sì, senza offesa. C'est chic, hein? Chic. Ma elle est sicilienne des giardini Naxos. Tra l'altro il tuo collega
Si chiama Galliano? Angelo Gagliano, come Gagliano. no? Vice direttore I del parenti nostro di Giardini si telegiornale. chiamano Galeano. Non sono parenti, no? No, non sono parenti. No. Galeano, quelli sono Galeano. Senti, quando vieni in Sicilia, dai, fai un salto qua, che ti Io aspettiamo? guarda, mi faccio sempre la settimanella verso metà luglio vado a Taormina, alle Toianni, sai che io sono di là. E ti veniamo, Quindi ti veniamo a vado lì cercare? per fare una settimana dedicata ai parenti. Parenti, quindi è una cosa privata, hai ragione. Se no ti venivamo a cercare. No, ecco, io quella settimana per stare tranquillo e mangiare qualche bella granita. Cabrioche Codoppo, qual è il tuo gusto preferito? Mandorla, caffè con panna? No, caffè con panna, la Caffè con classica. panna, Caffè. Delle volte faccio uno strappo alla regola, prendo limone senza niente, oppure mandorla mischiata con la cioccolata, granita di cioccolata e mandorla mescolata, è buonissimo. Che ne puoi sapere? Niente, no, lo so già, lo so. Ma quello sono in Sicilia. Quando non sei in Sicilia come fai? Niente granita, non ce n'è granita. Ti posso dire, a Roma ad esempio qualcuno che fa la granita c'è, però non... ragazzi, ma... non c'è, non si può. Lasciamo stare. Lasciamo stare che è meglio. Guarda. È meglio. Senti, ma ti ricordi una volta ci siamo incontrati in una trasmissione, mi hai preso abbastanza in giro, non so se abbiamo il tempo di mandarla in onda, lo vuoi rivedere? Vediamo. Dai, sto pezzettino, però era meglio vederlo in diretta, va bene. 30 inviati. E poi dice che la Rai è in deficit. Sono 4 ore, scusa, sono 4 ore di trasmissione tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta. Tu pensa, tu fai 4 ore dal 10, lunedì? 12, 15 collegamenti. Dal lunedì al venerdì? Michele! Chi è? Michele, quanto sei bello! Bravo che hai cantato! Michele! Amici della vita in diretta, ciao a tutti! Ciao! Sono abituata sera, ti piace Michele? Amici della vita in diretta, non ci credete! Dai, che ti viene in mente? Mi viene in mente che sei più bello adesso. Grazie, detto da te un grande complimento. Adesso che in quel fotogramma lì in questo momento c'è la regista attrice più acclamata del momento, non solo in Italia ma anche in Europa, sta facendo sfraceli col film C'è ancora domani, quindi un film bellissimo per le donne, veramente straordinario, per i diritti delle donne, sono d'accordissimo con te. E poi mi viene in mente il grande periodo dei varietà, che erano tornati i varietà in auge, quelli del sabato sera, cosa che adesso invece un po' è sparita. Adesso sono la mattina. Sono la mattina. Adesso li hanno spostati la mattina. No, ci sono stati degli esempi di varietà negli ultimi periodi, però purtroppo non sono andati tanto bene e questo non è colpa di nessuno, ce ne siete, è colpa dei tempi che cambiano, è colpa, diciamo così, che il pubblico fruisce di contenuti molto più brevi, è abituato a vedere cose molto più brevi. I tempi di varietà invece... E questi i tempi di varietà sono un po' dilatati e quindi la gente non ce la fa a seguire un varietà, secondo me così, una visione diciamo... Fiorello, volevo dirti una cosa, lo sai che abbiamo parlato sia ieri anche stamattina del centro di cardiochirurgia di Taormina, che sappiamo per il quale tu ti sei battuto, a fine luglio scade la proroga. Anche in Sinna devo dire. Sì, però dicevo, la notizia è che adesso la Regione Sicilia ha detto noi vi appoggiamo e faremo in modo che cambi la legge, in modo che ci possa essere un centro a Palermo e rimanere quello di Taormina. Che te ne pare? È una cosa più sensata da fare, è una cosa che si deve fare assolutamente, perché voi sapete che la Sicilia è grande, la Sicilia è veramente grande e due poli così importanti, cioè la distanza, cioè basta pensare che quello di Taormina insomma serve tutta la costa orientale, non solo la Calabria, ma anche un sacco di gente che viene pure dall'estero per curarsi a Taormina. Palermo sta dall'altra parte, quindi la Sicilia è grande, un solo centro non ce la può fare, ce ne vogliono due e quello di Taormina non deve chiudere assolutamente. Sono contento che tu mi dia questa notizia perché è ottima. Mi fa piacere. L'ultima cosa che ti chiedo, Fiore, poi ti lascio andare naturalmente, ma quando lo prepari il programma? Hai già pronto la puntata di domani? Avete preparata? C'è in scaletta, preparare programma subito dopo il collegamento con Antenna Sicilia. Giura, lo fate
fate subito? Si prepara adesso, Sì. adesso si buttano le basi su carta, Sì. Poi nel pomeriggio verso le 6 ci si sente tutti per le notizie, tu sai che a quell'ora escono le agenzie, quindi si preparano insomma le notizie per l'indomani e delle volte i contenuti che tu vedi, quelle scenette, ma senza se, Batman, queste, quelle cose lì, le facciamo dalle 5:30 fino alle 7. Fantastico, i vostri ritmi sono... E poi ci sono le prove degli ospiti, quando vengono gli ospiti li facciamo provare. Vengono distrutti gli ospiti qua. Benissimo, grazie per essere stati con noi. Guarda, posso dirti che io sono felice di aver fatto il collegamento con voi. Grazie. Quando mi hanno detto, ho accettato subito, con gli altri non li faccio, non li faccio. È un vero privilegio, grazie. Quanti ci Grazie hanno davvero. chiamato? Complimenti sempre, affettuosi, lo sai che ti vogliamo bene. A Sicilia ho detto non si può non fare, non si può. Grazie a Fiorello. Vieni a Taormina che ci vediamo. Ci vediamo, ti vengo a trovare, grazie mille. Grazie a voi, a Fabrizio Biggio, a Mauro Cacciari e naturalmente al grande Fiore. Ciao a tutti, buon lavoro, Grazie. buona prosecuzione. Viva Sicilia e viva Antenna Sicilia! Applauso ragazzi! Andiamo tutti qua, va, gira, siamo qua. Ecco, vedete, tutto un gruppo di lavoro che si svela per noi, questo è bellissimo, guardate un po' coi poster, queste sono immagini inedite, solo un privilegio per noi. Ciao Fiore, grazie mille, grazie davvero, è stato bellissimo, è vero Angelo? Bellissimo davvero. Davvero. Adesso che facciamo? Chiamiamo Marco? Ce l'abbiamo, guarda. Marco, ci sei? Marco Amato, con le sue tazzine di caffè. Questa è dorata come quell'orologio del Titanic, vale un sacco, vale. Oggi ho voluto dare un preziosismo in più e anche un po' di lezio perché la bella Venere entra in Toro e cambia stagione zodiacale. Faccio velocemente perché oggi il tempo è tiranno, ma è stata una puntata bellissima, complimenti a tutti. Dunque, vi volevo parlare di Mario Venuti che ha il suo 11° lavoro, Sole in Scorpione, creativo come sempre. Vi avevo detto che gli Scorpione per adesso stanno vivendo un periodo molto bello ed ecco Mario Venuti esce col suo album Tra carne e cielo, viscerale e passionale come sempre, incantante che incarna tutte le passioni dello Scorpione. Venere oggi è in Toro, per cui la potentissima bella signora dello zodiaco infiamma i cuori dei segni di terra, benissimo anche quindi per i segni di acqua, un po' meno chiaramente per il fuoco, mentre gli aria dovranno riflettere sulla propria natura amatoria e decidere se amare oppure no. E detto questo vi auguro una splendida giornata, un buon inizio settimana e viva Venere in Toro! Grazie Marco Amato, ho dovuto fare naturalmente una esibizione ridotta, gli chiediamo scusa ma avevamo questo privilegio di avere Fiorello, non è che ce l'abbiamo tutti i giorni. Stiamo per chiudere, vogliamo ricordarvi che il 29 aprile è nato Luca Laurenti e gli facciamo quindi gli auguri di buon compleanno, è nato nel 63, non è soltanto un personaggio televisivo che con Bonolis ha fatto, diciamo, ha segnato un'epoca della televisione, lui è anche un cantante e oggi per celebrare il suo compleanno vi regaliamo appunto un momento speciale, la volta che Luca Laurenti ha cantato Cambiare, successo del compianto Alex Baroni. Buon compleanno Luca, Cambiare, e noi ci vediamo domani. Buongiorno Sicilia. A domani.